È stata depositata all'ufficio protocollo di Casugana la lettera aperta che mette nero su bianco le perplessità di 50 tra esponenti del mondo culturale trevigiano e consiglieri comunali della maggioranza sull'operazione Santa Caterina, 1.200.000 euro stanziati dall'amministrazione per i lavori di adeguamento della sede museale in vista della grande mostra curata da Marco Goldin, che sarà allestita il prossimo autunno appunto a Santa Caterina. 7 stringenti domande rivolte direttamente al sindaco, sintetizzabili in un unico quesito. La vera domanda è: quei soldi servono per la città di Treviso, servono solo per quella mostra e per far sì che il Museo di Santa Caterina risponda alle esigenze di una società alla fine che è linea d'ombra? Perché questo è il vero tema. Insomma, in tempi di vacche magre, una questione di costi ed opportunità della spesa, ma dicono i firmatari anche di prospettive culturali dell'investimento. È una questione di politica culturale, cioè capire questa scelta è una scelta o è la scelta. C'è effettivamente una politica culturale? Qual è? Apriamo un dibattito e la cittadinanza vuole intervenire. E così la questione Santa Caterina diventa una nuova spina nel fianco della giunta Manildo, visto che le critiche più accese al progetto arrivano, oltre che da alcune associazioni cittadine, anche da esponenti politici della maggioranza. La giunta comunque tira dritto e difende l'intervento di riqualificazione della sede museale. Renderla capace di poter ospitare quadri anche a livello internazionale, con dei lavori che non sono fatti soltanto per la mostra di Goldin, ma rimangono come ricchezza, come aumento di valore di Santa Caterina, rimangono alla nostra città, alla nostra comunità. Del resto l'amministrazione ha già incassato l'appoggio al progetto dei comuni limitrofi e delle associazioni di categoria, dagli artigiani agli imprenditori ai commercianti. È assurdo. Goldin potrebbe essere un volano di rilancio sia per il commercio ma anche per la cultura in generale in città. Quindi non riusciamo a capire queste obiezioni.